Dalla Regione Veneto un contributo di 600.000 euro a sostegno dell'organizzazione della Dunata Nazionale degli Alpini 2024. Inoltre è stata promossa la costituzione di un comitato istituzionale con compiti di coordinamento organizzativo e consulenza strategica e propositiva. Si tratta di un ritorno a Vicenza dopo 33 anni dall'ultima edizione e si stima che giungeranno in città 500.000 di penne nere. Vicenza e idealmente tutto il Veneto per 3 giorni, il 10, l'11 e il 12 maggio, sarà eletta capitale italiana dell'alpinità e la città si farà trovare preparata per dare ospitalità alle penne nere su tutto il territorio. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, si dice orgoglioso di rendere omaggio all'importanza e ai valori rappresentati dagli alpini per impegno sociale, storia e valore, ed anche per il contributo al sistema di protezione civile, che anche quest'anno è stato davvero importante per affrontare il maltempo. E ha aggiunto: ringrazio sin d'ora l'Associazione Nazionale Alpini e tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che ci stanno affiancando in questo importante progetto. Lo spirito di corpo, la capacità di lavoro comune, l'organizzazione e la generosità degli alpini sono d'esempio per tutti coloro che stanno dando il loro contributo alla Dunata di Vicenza 2024, un appuntamento fortemente voluto dall'intero Veneto.